Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentrovati. La partita che vi propongo quest'oggi è una partita molto particolare, uno scontro generazionale tra chi si afferma di recente come Praggnanandhaa, giocatore indiano non ancora diciottenne, con 2750 punti, e chi una decina di anni fa riusciva a conquistare lo scenario internazionale. Si tratta di Wesley So, giocatore filippino con bandiera Stati Uniti, che affronta con il nero il giovanissimo indiano. La partita inizia così: D4 per il bianco, cavallo F6, e dopo C4 il nero decide di giocare E6. E fino a questo punto è abbastanza difficile realmente per un giocatore professionista capire le intenzioni del proprio avversario. Dovete sapere che a livello tra maestri, giocatori che hanno dedicato parecchio tempo allo studio, è molto importante anche l'aspetto della preparazione agonistica, l'aspetto del preparare la partita prima di trovarsi di fronte all'avversario. E a questo punto probabilmente il nero poteva intuire che il bianco potesse giocare G3, apertura catalana, perché ha diverse partite, così come cavallo F3, la mossa numero 3, quella che vediamo adesso, per cercare di portare magari il suo avversario in qualche terreno un po' più comodo. D5 per il nero, cavallo C3, e dopo alfiere 7, alfiere F4, questa è una posizione che il bianco Praggnanandhaa ha giocato diverse volte. Stiamo parlando di una partita giocata all'interno di un torneo internazionale Rapid recentemente, quindi qualche settimana fa, dove il bianco ha giocato alfiere F4, il nero ha risposto con arrocco, e questo è sempre il momento critico in cui bisogna fare attenzione a questa possibile cattura in C4. Se voi giocate queste aperture e permettete al nero di avere un contatto, una possibilità di catturare questo pedone C4, dovete sicuramente essere certi di recuperarlo oppure di avere compenso. A tal proposito, dopo una cattura in C4 potrebbe seguire donna a scacco e con successiva ricattura del punto C4. La partita continua. E3 difendo il pedone, E3 preparo, come avete visto, l'attenzione del bianco potrebbe essere su quel punto in C7 dove già punta l'alfiere di case scure. C5. E questa è una mossa molto impegnativa, perché tendenzialmente se il bianco prende spazio sul lato di donna, il nero cercherà sempre reazioni al centro. Vediamo se in partita effettivamente ci riesce. C6 per il nero, H3 per evitare questo possibile spiacevole salto di cavallo con tentativo di catturare questo alfiere di case scure, e B6 per il nero è l'inizio di un piano molto logico. Se il vostro avversario è in ritardo di sviluppo, l'ideale sarebbe cercare di aprire il centro della posizione, ma non sempre questo sarà possibile. Chiaramente dipenderà dalla posizione che avrete di fronte e soprattutto dallo sviluppo del vostro avversario. Se la strategia, la logica dice ok, rompiamo qui al centro, cerchiamo di spingere il pedone in E5, lo sviluppo dei pezzi neri, dei pezzi bianchi, purtroppo non lo rende così facile. E sarebbe molto complicato preparare questa spinta. Potrei giocare forse torre 8, sposto l'alfiere, ma anche in quel caso non sono in grado di spingere in E5. Allora mi servirà un terzo attaccante che chissà potrebbe forse essere un alfiere posizionato in fianchetto. Però realmente sono una mossa, 2 mosse, 3 mosse, 4 mosse, con l'incertezza che poi la spinta in E5 comunque sia non la farò. E allora il nero decide di giocare B6, mossa logica che cerca di aggredire il piccolo vantaggio di spazio che ha creato il bianco. E il bianco, visto che il bianco ha sviluppato i pezzi in questo modo, decide quindi di sostenere il tutto con B4. Solitamente a una spinta B4 corrisponde un'aggressione immediata con A5. Il bianco da parte sua sostiene con A3 e dopo alfiere 6 la posizione che vedete è una situazione un po' più comoda per il nero, perché è riuscito a capire come collocare quest'alfiere che di fatti dopo l'apertura è estremamente chiuso e murato dai propri pedoni. Quindi B6 aggredisco il centro, B4 il bianco deve difendere, dopo A5 ricontinua ad aggredire la struttura. A3 sulla scacchiera, alfiere 6, e a questo punto il cambio genera questa posizione. E guardate bene, perché queste due frecce che ho colorato di rosso
e sono, diciamo, le frecce che indicano la tensione della posizione, perché il bianco deve sempre fare attenzione al momento in cui il nero potrebbe semplificare in C5, semplificare in B4 e poi allegramente resterà con il controllo totale della colonna. Dunque donna A8 sulla scacchiera, torre B1, pedone a cattura in B4, il bianco riprende e dopo donna B7 l'idea è facile, lascio territorio libero alla coordinazione della mia torre. Il controllo totale della colonna A fa sì che il nero, che prima era un po' ristretto di spazio, probabilmente riesca a risolvere questo problemino di sviluppo proprio sulla colonna. Quindi cerco di giocare, chissà, in futuro torre A2, forse torre A3, e chissà, in alcune occasioni torre A4. Ancora non so come andrà la partita, però mi hanno insegnato che le due torri su colonna aperta incolonnate siano qualcosa di molto forte. B5 per il nero. Il bianco, da parte sua, è già pronto anche lui a dire un po' la propria in questo tipo di posizione, quindi vuole cercare di spaccare la struttura pedonale, di spaccare questa struttura pedonale, di aprire con la spinta B5. B5 per il nero lo impedisce e qui la posizione è chiusa. Cavallo D2, alfiere D8. L'idea è quella di preparare 5, però abbiamo detto che i 5 non saremo mai in grado di prepararla finché ci sarà un alfiere in F4. E allora l'alfiere di 8 serve per cambiare un alfiere che non gioca per un alfiere forte del nostro avversario che gioca parecchio. Torre a 1 e 5. Il nero è contento, il nero finalmente respira. Sono trascorse ben 15 mosse dal momento in cui il bianco ha impedito la spinta, la rottura centrale in E5 e finalmente Wesley So ci riesce. Donna B2 per il bianco, E4, catturo e a questo punto donna A7. Il controllo della colonna è sicuramente del nero e quindi qui il bianco deve cercare di avere deve reagire. Se il nero avesse la possibilità di fare più mosse consecutive, probabilmente potrebbe avere un piano sfruttando questo pedone che si trova nella metà scacchiera avversaria. Quale potrebbe mai essere il piano? Forse spingo H5, non tanto perché la spinta del pedone H possa spaventare il mio avversario, ma potrebbe essere un'idea per manovrare un cavallo che si sposta indietro per poi successivamente saltare in avanti. F3 sulla scacchiera, H5 comunque, e adesso cavallo A5. Chiudiamo la colonna e diamo fastidio alla debolezza del nostro avversario. E guardate un po' che succede adesso, perché il bianco, il giovanissimo indiano Praggnanandhaa, è disposto a indebolire il proprio Rocco perché considera che in un possibile finale possa giocare E4, poi D5 e magicamente questo pedone si trova a soltanto 3 case dalla promozione. Donna C8, controgioco, cerchiamo di attaccare quella debolezza che dovrà essere difesa e donna H2 riesce. Cavallo F8, l'idea potrebbe essere iniziare una manovra in cui questo cavallo potrebbe anche lui dirigersi sul lato di Re, accompagnato dall'altro cavallo che raggiunta la casa G5 potrebbe completare questo piano della cavalleria offensiva del nero. Adesso situazione critica, perché se il nero si sta organizzando per provare ad attaccare, il bianco avrebbe la possibilità di agguantare, quindi io porto il mio cavallo indietro, cerco di resistere, cerco di non dare possibilità al controgioco del mio avversario. Eppure l'ambizione del giovanissimo indiano gli fa giocare questo piano, Re F2, per controllare possibili ingressi, e a questo punto gioca donna D6. Adesso la domanda potrebbe essere: quanti di voi, o comunque quanti di noi, potrebbero considerare, diciamo, dare la possibilità al nostro avversario di catturare un pedone vicino al nostro re? Come vedete questo re è totalmente scoperto. Il calcolo del giovane indiano gli permette di trovare, di affrontare questa posizione. Per adesso vediamo se effettivamente ha calcolato bene oppure no. Il cavallo bianco salta in C6, l'altro cavallo tra poche mosse cattura B5, tra qualche altra mossa potrebbe catturare D5 e qualsiasi finale adesso si raggiunge, i due pedoni sono liberi. Adesso vediamo se effettivamente si arriva in finale. H4, scelta logica, vogliamo impedire donna G3, mossa difensiva che permette poi al bianco di scacciare la donna bianca nella propria metà scacchiera, e cavallo E2 per il bianco. A questo punto cavallo H5, paura, stanno arrivando i pezzi neri.
cavallo G1, vogliamo scacciare la donna non si allontana troppo, qui in H1 crea parecchi problemi perché potrebbe arrivare H3 e salto in G2 e qui è momento pericoloso, probabilmente il bianco si è accorto che la sua strategia non è stata corretta e adesso prova a rimediare là dove possa. Cavallo G3, il bianco cattura intermedia fantastica, scacco e adesso magicamente quel pedone H che solitamente difende il nostro re arroccato corto, adesso continua la sua carriera fino alla casa G3 per arrivare alla promozione. Re D1 si fugge, a questo punto arriva G2 e come in tutte le favole il lieto fine è la favola del pedone H. Questo pedone, come avete visto, attraversa tutta la scacchiera nel giro di 6 mosse e riesce praticamente ad arrivare a promozione. Rivediamo questa partita. Wesley So con il nero, giocatore da 2780 punti, affronta Praggnanandhaa, giovane talento indiano con 2750. La partita è iniziata in questo modo: alfiere 7, alfiere F4, una delle tante possibilità in cui l'ordine di mosse potrebbe essere importante per attaccare quel punto C7. C5 per il bianco, H3 per salvare l'alfiere, adesso l'aggressione tipica sul lato di donna che crea questa posizione in cui il nero cerca di chiudere tutto con il controllo totale della colonna. Molto bella questa manovra in cui il cavallo attraversa la scacchiera, dal lato di re mi sposto al lato di donna fino alla casa 5, che è una casa ottima per creare un avamposto e prendere spazio. La partita dunque prosegue. F3, molto coraggio per il bianco nel giocare questa mossa e a questo punto arriva H5 con il nero che cerca di creare controgioco. E adesso ok, grande merito per il giocatore con il bianco che, seppur inesperto, o meglio con meno esperienza rispetto al suo avversario, cerca a tutti i costi di vincere, permettendo un'incursione della donna nera nella propria metà scacchiera che realmente spaventa. Cavallo cattura C6, H4, cavallo H5 e adesso pericolo perché i pezzi neri sono già pronti per coordinarsi in attacco e, come vedete, la favola del pedone H anche in questo caso riesce a ottenere un lieto fine. Spero che questa partita vi sia piaciuta, l'appuntamento al prossimo video e come sempre l'invito a seguire i social di Matto Scacco. Ciao a tutti!